Avvocati, pubblici ministeri, ognuno di loro un ruolo da interpretare per simulare i vari attori del processo penale. Buona parte di noi non sa bene come funziona un processo e quindi avere una persona così importante qua con noi oggi sarà sicuramente fondamentale per la nostra crescita a livello scolastico e extrascolastico ed è sicuramente molto formativo. Che ruolo farai? Dovrei fare il pubblico ministero. Ragazzi dell'Istituto Fusinieri di Vicenza che si mettono alla prova guidati da un ospite d'eccellenza, il presidente del tribunale. Saranno i ragazzi a gestire un processo penale e sarà esattamente la replica di quello che avviene all'interno di un tribunale. Ci saranno dei giudici, ci saranno gli avvocati, ci saranno i pubblici ministeri, e gli imputati e i testimoni. Sicuramente è un'esperienza un po' diversa dal solito, visto che comunque la nostra è una scuola incentrata sull'economia. Quindi con questa attività usciamo un po' dalla nostra zona di comfort e speriamo comunque di imparare qualcosa e sì, di portarci a casa qualcosa che ci serve anche nella vita alla fine. Da grande purtroppo l'avvocato bisogna studiare tanto, penso che andrò a lavorare sicuramente in un'azienda. Futuri avvocati oppure no, l'esperienza di oggi rientra in un progetto didattico. È importantissimo per loro poter vivere questa esperienza perché, tra le altre cose, è strettamente connessa anche al curriculum di educazione civica che è stato introdotto oramai come obbligatorio e permette loro di fare un'esperienza irripetibile. Il progetto nasce nell'ambito della materia di educazione civica, sono ragazzi di quinta, due quinte, una quinta FM, una quinta indirizzo SIA e l'idea originaria era quella che i ragazzi andassero in tribunale appunto con la collaborazione del dottor Rizzo che è il presidente del tribunale e simulassero un processo penale. Ma il Covid non lo ha permesso, così il tribunale è entrato a scuola.